Il nord-est si trasforma, nasce una nuova economia e il domani è cominciato già oggi. È quanto emerge dal rapporto statistico della Regione Veneto presentato nella cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. La crisi pesa, il 2013 è segnato ancora dalla contrazione con un meno 1,2% del PIL, ma la ripresa è dietro l'angolo con un più 0,4% nel 2014. Il Veneto rimane comunque la terza regione in Italia per produzione e ricchezza dopo Lombardia e Lazio. Qualche segnale positivo c'è già e arriva dall'estero. L'export veneto cresce dell'1,6% nel 2012 e di un altro 0,2% nel primo trimestre del 2013. Export e ricerca e sviluppo, questi sono i due fattori. Il terzo che l'abbiamo presentato oggi e che l'abbiamo ripreso oggi, non tanto presentato il bene ben fatto, cioè i brand con la qualità dei prodotti veneti. Nel 2012 il crollo dei consumi si è riflesso sul commercio, che in Veneto perde rispetto all'anno precedente il 2% degli esercizi. Continua invece l'esplosione dell'e-commerce con un più 16,8% delle vendite nel 2012. Purtroppo è vero, l'esplosione dell'e-commerce quando si parla che aumenta di 100, 200, 300%, solo che purtroppo la percentuale è talmente bassa rispetto ai consumi tradizionali e prima che venga ad esserci una graduale, diciamo, 50-50 ci vuole del tempo. Nel 2012 il manifatturiero segna un meno 2,8%. Meno 3,5% le costruzioni, meno 0,9% il commercio, meno 1,7% i trasporti. Alberghi e ristoranti invece negli ultimi 3 anni hanno continuato a crescere con 15.800.000 arrivi, anche se c'è un calo sulla durata della permanenza degli ospiti dell'1,7%. Un turismo che funziona, il fatto che abbiamo spinto anche con il nostro settore regionale, soprattutto per quanto riguarda le città d'arte, ma anche determinate cose particolari legate alla strada del vino o altre funzioni per allargare che non sia solo Venezia dintorni o Verona dintorni. Insomma, negli ultimi 10 anni la crisi ha cambiato la faccia del Veneto, la sfida è mantenere in vita le eccellenze. Usciremo da questa crisi con aziende, non dico nuove, ma diverse e soprattutto con mentalità diversa, e su questo dobbiamo tenere duro ed investire.